E che cos'è? Ben trovati. Cos'è un torneo di Wimbledon? Ma che c'è? Cos'è un ATP 1000? Ma che c'è? Ma non lo vedi la Ma gente che che c'è? ATP 1000? ATP. I tornei di tennis ATP 1000, ATP 100. l'ATP 1000, in vai. comune è Calep 1000. ATP 1000. Allora, noi in comune in cucina cosa abbiamo con chi gioca a tennis, a padel? Nulla. Come nulla? Abbiamo le padel, come Che loro? c'entra? Ma che giochiamo. c'entra? Allora, dai, andiamo al dunque. Oggi ti dicevamo, parliamo del signor Parmentier, che lo sai che è un agronomo francese, ti ho detto tu. Dai. Prepareremo con la base del purè Parmentier due sformati, un Sì. Parmentier alla carne e un Parmentier al pesce. Ci sto, va D'accordo? bene. Innanzitutto il caro Flavio mi ha già pestato e fatto un purè con le patate bene. che andiamo ad accendere per completare proprio la signe mozzoni del Parmentier. Yes. Va bene? Vai. Prendiamo questo. Oui. Prendiamo un petit peu de sel. Che vuoi? Du sel. Sale, vabbè. Je pour français. Ma come parla Nous questo, prenons du ragazzi? sel. Dai, il sel, ma che è? Du Un sel. deodorante. Et du sel. Dai. Voilà. Et je prends un couteau, je fais un ciment. Di questo è formaggio svizzero. No, che questo è c'entra? inventato francese invece. Ah, vabbè, da cosa si vede che è francese? Gruyère. Come lo riconosci, francese Allora, o svizzero? digli svizzero e italiano, diglielo buongiorno. Buongiorno. Non ti sto rispondendo. Diglielo in francese, buongiorno. Bonjour, E ragazzi. si capisce che è francese. E facciamo dei nodellini così. Sentiamo che lui sta cominciando a sfrigolare. Vai. Facciamo questa Brunoise Di fromage. di formaggio. Brava. Mettiamo inside. Mettiamo inside. Così. Mettiamo inside. Voilà. E andiamo a mescolare con il cucchiaio. Dai. E siamo. Bene, quindi queste patate schiacciate con l'emmental semplicemente, Brava, senza altro. brava. No, aspetta, ora c'è il segreto del segreto. Che ci metti? Mettiamo del parmigiano, Sì? così, in questo modo lo facciamo e voilà. Così e andiamo a insaporare. Vedi? Così. Poi nella Parmentier, in questa quantità di patate che sono circa 1 chilo, Sì. va bene? Sì. Andiamo a versare della panna. Panna, così? Sì. Panna. Questo è l'unico uso che è spesso, cioè la panna, questa è proprio nella ricetta, insita nella ricetta. Si deve Ci mettere metteresti poco di acqua. Per fare che? In questa panna raccolgo quella. Vabbè. Un petit peu, oui. Mi dai un po' la marese? Questa marese la raccogliamo perché niente buttiamo così e voilà. Bene. E ci siamo. E Quindi, ci siamo. che stiamo facendo? Parmentier. Una Parmentier. Abbiamo Raccogliamo. patate schiacciate, emmental francese, Sì. parmigiano, panna, Ed è la Monsieur Parmentier. Parmentier. Però la Monsieur Parmentier ti devo dire che è molto più raffinata. vabbè. Noi la stiamo facendo grossolana È più chic. perché ci stiamo inventando nella nostra cucina uno sformato di Parmentier a base di carne e una a base di pesce. Bene. Per cui la base della Parmentier è quasi pronta. Tu vedi? Si deve sciogliere il formaggio, giusto? Sì, deve andare Un po' si deve sciogliere? esattamente. Oh, me la assaggi di sale? Un po' di sale. Ci vuole? Mettiamoglielo. Du sel, per favore, du Il sel. deodorante. Du sel, significa del sale. Deodorante. E qui ce l'abbiamo. Va bene? Una volta che è pronto, lo mettiamo da parte, così, guarda. Ecco. E l'abbiamo messo da parte. A questo punto non ci resta prima di tutto che pulire qui. Puliamo. Così, diamo una pulita. E questo lo rimettiamo qua.
e andiamo a preparare il ragù Dai. che dobbiamo preparare. E allora, uno, pentola La padella. dell'aglio. Dell'aglio. Ragazzi, guarda, stiamo facendo delle cose veramente interessanti perché? Perché sono magari uno dice c'ho del purè, che faccio? E che ne so. Come faccio a farlo diventare aglio? Un primo, te lo faccio vedere. E allora, un primo, un secondo, un contorno e qualunque Un cosa. terzo, un Oddio, dolce. più che altro un contorno. Tu che sei stata in Francia, no? Sì. Tu la conosci la Francia? Certo. Vero? A voi. Tu e Parmentier vi siete conosciuti? Parmentiere, certo, l'ho conosciuto. Siete stata a Parigi? Parigi, certo. E poi quale altro francese sei stato? A Parigi sono stata. E Veramente quale altra sono città francese sei stata a Parigi? Basta, solo a Parigi. À Paris, c'est le fond, les sons, les pans, les pites, le ronge, les pas, fond, les temps. À Paris. Capito? Hai Bravo. capito quello che ho detto? A Parigi. À Paris, c'est le fond, les ponts, les cons, les tonques, les ponques, les zinc, la ton. À Paris, capito? È proprio francese questo, preciso. pazzesco. Francese madrelingua. Mamma mia, allora dai, dici Ma che stai se la facendo. madre è lingua e il padre, che cos'è? Naso? Orecchie? Me ne posso bocca? andare, No, raga, dai. che poi capito, c'è l'assaggio. Non si dice madrelingua? Scomparì, posso fare questo? E riapparì. L'aglio sta soffriggendo e andiamo a cafolare. Questo Che cos'è questo? è un macinato di gambero, seppia e polpo. Cioè polpo, calamaro, seppia e il gambero lo mettiamo in ultimo. Senti che profumino? Eh sì, Me have du sel, please? che vuoi? Du sel. Diusselle, 24 ore di freschezza. Voilà. Nous faisons le poisson. Ragazzi, non lo so. Tu connais qu'est-ce qu'il y a le poisson? Le persone. Poisson, o pesce, si dice poisson in inglese. Poisson. In francese, poisson. Vabbè. Poisson è pesce e invece boisson sono le bevande. Capisci? Quindi bevande e pesce proprio. Non lo so. E qui sta andando bene bene. Questo non è altro che una bisque di gambero Sì. che abbiamo ottenuto Da cucinando quelli. il carapace e la testa Attenzione dei al gamberi. carapace, togliere gli occhi. Brava, se perché no? sono amarissimi. Brava. Amarissimi. Viene una ormai bisca amara. Amara. Cioè è un'esprita in queste cose, ormai c'ha l'esperienza lei. Poi a quel punto diventa la famosa bisca clandestina. Se poi è troppo. Non è giusto. È da qui che viene il nome, perché facevano la bisca No, con non gli è occhi giusto che mi ed devo era una cosa, sopportare. ragazzi, immangiabile, cioè proprio una cosa, è diventata talmente Ma che illegale io mi devo sopportare questa queste cose, bisca non è che giusto. l'hanno chiamata proprio bisca Non è clandestina. giusto questo, mi devo allora, sopportare quindi A questo punto mi prendi quella vaschetta col prezzemolo? questa? Questa. Ecco, Andiamo a profumare. mi sta ignorando per caso? No, per carità. E aggiungiamo un poco di fumetto di pesce. Bene. Questa bisca clandestina. Io ho detto clandestina, mi fa dire Hai cose visto, veramente... ragazzi, la bisca è questa, È clandestina. che era proprio venuta amarissima. Poi avevano problemi anche di vista. Adesso questi dobbiamo fare gamberi. una cosa, siccome ci serve come... No, io no. Cioè, scusate, sinceramente, a chi mi devo rivolgere io per avere qualcosa di diverso in questa Gamberi. trasmissione? Cioè c'era un gambero miope che ragazzi aveva questa cosa Era tuope? nell'occhio. Era tuope? No. Cioè avevi un gambero tuope l'hai detto. Vabbè. Allora, guarda, qui facciamo così. Poi mi occorre, guarda che Dai. faccio. Prendo questa vaschetta dove c'era la panna, ci metto un altro poco di bisque, così. Sì. Mi dai un cucchiaino? Nel frattempo questa sta cucinando. Tieni. Senti che odore, senti che odore. Questo è amido di mais. Sì. Questo è amido di mais, dove noi andremo a sciogliere nella bisque il mais. Ecco. Così. Andremo a sciogliere, così. Lo sai come si chiama il mais in francese? Come si chiama? Jamais, mai. Jamais. Ah, je suis un français. Quante volte sei stato in Francia? Ma almeno 2 o 3 volte. Io di più. Io la Francia ce l'ho sulla punta delle dita. Sì? Sì. Da voi. E abbiamo fatto i nostri 4 cucchiaini.
di Mais. maizena, amido di mais, che in francese jamais. Jamais. E voilà, caffoliere qua dentro. Allora, che stiamo facendo ragazzi? Guarda come è Non ho diventato. idea, non lo so. Stiamo facendo un ragù di pesce, capito? Allora, stiamo facendo la parmentier di pesce, no, veramente. Io perché non cambiamo qui? Ero ferma alle patate. Esatto. Chi? Tu? Ero ferma lì, Ah, alle ok. patate. Questa è la nostra base per la Mi parmentier. sento male Guarda, ragazzi. Ah, E la togliamo da qui, sì. capito? Adesso posso fare la rima per fare un po' di consigli per i consigli. Falla in francese. Nous avons pris les boissons avec le souverain conseil pour le conseil. No, neanche in francese ci sta ragazzi. Nous Zero. avons le chine de roi, c'est le sanchi, Come si oui. chiama il Le deodorante? conseil pour le conseil. Suol, com'è che si chiamava? Du sel. Giusse, pubblicità. A dopo. Allora, Ok, prepariamo il secondo composto per fare la parmentier di carne. Dai. E cominciamo. L'olio. Questo finiamo che è finito. Ecco qua e ci spegniamo. e ci spegniamo. Bene. Qui sta soffriggendo e andiamo a mettere il nostro SCC. Vuoi? No. Ok, quindi Così. volessimo per esempio fare un recap di quello che abbiamo fatto. Facciamolo, ragazzi. dai. Facciamo un Allora, recap. abbiamo dai. fatto un purè di patate, Sì. poi cotto con la panna, il sale, le cose che ci va, e abbiamo fatto una parmentier, Parmentier. con dell'emmental, va bene? E ce lo siamo messi da parte. Abbiamo fatto un ragù di pesce perché sarà il condimento della nostra parmentier con il pesce, e questo invece sarà di carne. E voilà. Ok. Lo facciamo e cominciamo a triturizzare Tutto. tutto e facciamo la famosa reazione La reazione di Maillard, ragazzi. di Maillard, che tu conosci benissimo. Ma come giusto? sarebbe a Palermo Maillard? Il signor La Maillard? chiamare reazione un Maillard. Maillard? Maillard. Mica non c'è lo signor Maillard. Dice Maillard, tu non lo puoi mentire. È l'amico? Ci vuoi Maillard? Un cucino di puoi mentire. Volentieri. E Vabbè. sta moglie come si chiama? La moglie non Maillard. Vabbè, allora quindi E stiamo facendo questo. facciamo la reazione di Maillard. Nel Andiamo frattempo a- andiamo a girare. Questo è un macinato misto. Misto che vuol dire di? Misto significa di maiale e di pollo. No, di maiale Di e di manzo. manzo. Bravo. Manzo, Manzo. calmo, Manzo. Vai Tranquillo. manzo. Tranquillo. beato, Beato. formidabile. E vedi che lo stiamo... Una volta che gli abbiamo dato questa bella rosolamentatura, Rosolatura. raccogliamo i nostri SCC, che lui se lo imbeve Sì. completamente, e a questo A questo punto punto andiamo ad aggiungere cosa? la cipolla, Ce l'abbiamo messo. il pomodoro. Brava! Questo non me Giusto? l'aspettavo. È là Che l'unica l'hai cosa che indovinato. c'è. Brava, brava. Brava, sei veramente intelligente. Vuoi che lo metto? No? Aspetta, dobbiamo prima... Si deve prima cucinare per Magliardare un po' bene, così. magliardare un po' di più. Allora, un piatto come la parmentier, che è bello patate, e pesce o carne, è un buon secondo. Ah, È veramente un buon secondo. ma dico va, secondo te o proprio così? Che è? Un buon secondo, non secondo me. Secondo. Vabbè. Ma tu ci fai o ci sei? Sento le voci poi ogni tanto. Esatto. Allora, mettiamo. Ci siamo quasi, dai. Dai che ci siamo quasi. Metto quello? Vai. Vado? Vai. Pomodori pelati sono? Come sono? Sì, senza capelli. Senza capelli, allora. E andiamo a preparare questa bella cottura. Una volta che abbiamo algamamato il
pelato, che fa pure rima. Eccolo qua. Lo copriamo, Desiree, con un bel coperchio. Prendo un coperchio? Sì, e lo lasciamo cucinare. Questo è bello. Guarda che bello. E lo lasciamo E lo lasciamo qua, cucinare. tranquillo. Nel frattempo abbiamo quei gamberetti Sereno, che quei andremo a gamberetti. mettere nel composto del pesce, questo di qua. Sì. Come li mettiamo? E che ne so? Te lo dico Li io. dobbiamo cucinare, giusto? No, facciamo questo lavoro così. Occhi non ce ne sono. No, Non si sa mai, eh? certo. Occhio che non vede. Cuore che non duole. Brava. Ecco perché non gli abbiamo messo gli occhi. Capito? Così, e lo andiamo a mettere qui, perché questo diventerà la base della parmentier e loro andranno in cottura Tutti insieme. sprigionando tutta la sprigionatura. Bene, Capito? allora, quindi, Questo qua. ragù di pesce, abbiamo aggiunto i gamberoni. Sì. Lui sta cucinando. Sì? E nel frattempo iniziamo a prendere le teglie che ci occorrono Per andare in forno? preparare Dai. il piatto, va bene? Stiamo arrivando. Abbiamo preso le teglie e cominciamo a comporre il A prodotto. sistemare, dai. Qui ci abbiamo quel bel ragù, te lo ricordi? E ora cominciamo a compostare i piatti. Compostiamo, dai. Togliamo questo, che poi... E andiamo. E andiamo. Allora, Partiamo di pesce. sì. E mettiamo tutto quel pesce che avevamo fatto così. Questo bel ragù di pesce qui. E questa Bene. è fatta. Bella. Dopodiché prendiamo questa e la mettiamo qui, Ragù di carne. sì, e lo andiamo a inspetticolare. Lo sai che cosa vuol dire spetticolare? No, non lo È francese. Ispetticolare, sì. Ispetticolare. Non lo sapevo, ragazzi. Neanche io, me lo sono inventato ora. Vabbè. Non lo so perché Cretino, ragazzi. me la che devo ricordi in ogni caso. dire? Allora, Poi prendiamo il nostro famoso purè. Mi dai un cucchiaio grande, un cucchiaio grande, me lo dai un cucchiaio grande, un cucchiaio grande. eccolo. Me lo dai un cucchiaio grande, grazie. E andiamo. Pure il purè ci Uno, metti. pure, Pure il purè. pure, Pure il purè. pure il purè. Che cos'è? Faccio io? No, no, aspetta, No, aspetta, no, aspetta. no. Vediamo se ci basta, penso di sì, perché dobbiamo fare una cosa. Va bene un altro poco. Eccolo. Così. Mi metti un mezzo mestolino di bisc liquida? Questa? Sì, Dove? qua. Perché questo con il pesce. Ecco così. E voilà. E andiamo così. E poi così. E poi così. Ecco. Guarda a te. Pazzesco, eh? Mi dai una marese? Eccola. Prego, questo te lo regalo a te. Sì, ma non mi sporcare. Dai, mi piace sporcarsi. Allora, questo lo mettiamo qua. Ci siamo, ragazzi? Ci siamo quasi, eh? 2 ricette di Monsieur Parmentier, Brava, che era parmigiano. che era palermitano. E com'era in palermitano? Palermitano, poi lui è partito in Francia e è diventato Parmentier. Ma in palermitano realtà come si chiamava? Era il signor Dillo in parmigiano. Parmentier. O signor Signor Parmentiere. Parmentieri, così. E se prendiamo la cadenza dello Giorgiani, era signor Parmentiere. Parmentieri, ok. Vabbè. Questa Comunque, è una. questa è fatta. Così. Altra Marisa perché questa è sporca di pesce. Sì. Andiamo a lavorare questa così. E ora, E ora, mentre noi, mentre noi te ed io, passiamo queste meraviglie in forno, sì, cosa facciamo? Li andiamo a mettere prima mettiamo con del in forno parmigiano, a 180 gradi, sempre 180 20 gradi. minuti. Non è vero. Scegliete voi, 220 ventilato no. gradi anche ventilato questo, In base che deve a- fare solo la crosta, che è tutto un prodotto cotto. Ecco.
regina del pepe, vuoi dare una spolverata? Faccio un po' di pepe? Sì, la regina del pepe. Sei tu. E alla via così. Ecco. E ora noi li mettiamo in forno. Facciamo una passeggiata di circa 2 ore e mezza e torniamo. Andiamo, dai. Non mancate. Andiamo. Te Andiamo a aiuto? mettere Andiamo. in forno, forza. Metti questo. Vai e metto questo. È bello così. Stiamo arrivando. Andiamo. Andiamo. E allora, E allora, siamo tornati. pronti? Siamo Eccoci. stati a fare una passeggiata qualche 2 ore e mezza. Non Dio. è vero, guarda, ho fatto finta, siamo No, qua. sì, oh, mi metto d'accordo con lei per fare delle cose e me le rovina sempre, Ma sempre. non è vero, dai, ma devi dire... Allora, cos'è? Prendiamo i nostri prodotti che abbiamo messo in prendi forno? i prodotti, dai. Le nostre parmentier? Prendi le parmentie, Che dai. se le dovessi dire in parmigiano come le diresti? I parmentier! I parmentier. E allora, tiriamo fuori quella al pesce. Buona, Eccola qua. buona. Tiriamo fuori quella alla carne. Eccola qua. Ecco, e allora, quindi, senti, come vogliamo organizzarci? Allora, questa è la parmentia di carne e quella parmentia di pesce. Dobbiamo assaggiare, Io facciamo un assaggerei piattino? prima quella del pesce. Ma che vuoi dici? fare? Prendi un piattino la Sì, porzioni sì, tu? sì, certo, certo. Ma possiamo farlo addirittura, sai, al cucchiaio. Al proprio. cucchiaio proprio? Dammi un Pazzesco. cucchiaio. Ti do un cucchiaio? Sì. Tieni. Ah, ecco, così proprio. Un altro cucchiaio. Grazie. Bella. Mi metti la costicina, quella che c'era là, che l'hai Questo lasciata là? E la prendiamo Ecco. così. Va bene. Chiaramente non si sforma perché è calda, è giusto. Prego, Andiamo? primo assaggio. Che diciamo? Cioè, ragazzi. Sa di pesce. Si sente il ragù del... Basta. Basta. Va bene, io lo porto via. Basta. Ecco qua. Poi, Buona. buona. Andiamo a quella di carne. Mi dai 2 cucchiai? Andiamo a quella di carne. Mi dai 2 cucchiai? Me li hai dati. Andiamo a quella di carne. Mi dai 2 cucchiai? Io amo il pesce di più, sai? Lo so, però questa è di carne. Spostiamo questa, andiamo all'assaggio. La carne prendi pure. Un dolce lo potevi fare però. Ecco qua, oggi c'è la sorpresa, che il Eh. dolce ce l'ha mandato un nostro carissimo amico. Ma non E ci ti credo. e ti faccio vedere. Veramente? Chiudi gli occhi, e voilà. A questo punto la dobbiamo assaggiare. No, questa non si scusa. assaggia. No, ma che Questa c'è? si- Dobbiamo assaggiare, Daniela, Vabbè, scusami. assaggiamo. Prendiamo un piatto. Prendiamo un piatto. Un plateau di questo ritonde, lo mettiamo qua, questo grande, e tagliamo la trottola. Togliamo il farfalin e voilà. Questo è l'assaggio. Assaggia. Ma che Ma assaggio? questo Dai, deve ma assaggiare. smettila. Ma no, ma quella è decorazione. Ma che beh. c'entra? Dai, fai una fetta. Fettina, Hai visto che bella poi, eh? fettina. Le plateau ici, prendiamo la fette, la tagliamo così. Ma merita tutto il rispetto di questo mondo, eh? Ragazzi, mi dispiace per voi. Ma che devo fare a questo punto? Lo so, a questo punto che vuoi fare. Senti che c'è il croccantino in mezzo? La dobbiamo assaggiare. Sì, senti che c'è un croccantino in mezzo, hai sentito? Eh? Devo dire che veramente, quando questa secondo me sai che cos'è? Pasticceria.
Come che significa? Significa. Alta pasticceria. Alla prossima, Non ragazzi. voto perché è buonissimo. Vado, vado. Dove vai? Alta Vai. pasticceria non me la posso sopportare. Alta pasticceria. No. Alla prossima volta. Parmentier di pesce per il purè. 1 chilo di patate, 250 g di panna fresca, 500 g di brodo di carne o vegetale, olio evo, sale e pepe quanto basta. La base: 500 g di polpo bollito, 500 g di calamaro, 6 gamberoni, 300 g di pelati, 300 g di fumetto di gamberoni. Parmentier di carne, la base: 300 g di tritato di manzo, 300 g di pelati, una costina di sedano, mezza carota, mezza cipolla, olio evo, sale e pepe quanto basta. 50 g di parmigiano grattugiato.